Dopo 19 anni il Barisardo torna a giocare in eccellenza tra le mura di casa contro un Carbonia che esordisce in questa stagione conoscendo bene la categoria. Amici di Directa Sport, buon pomeriggio e benvenuti a Comunale Circillai di Barisardo. Romanazzo si gira col sinistro, palla in mezzo, esterno della rete che arriva adesso. Bandore, barriera piena, ci riprova col sinistro, deviazione, chiedono un tocco di mano i calciatori del Carbonia. Parte dunque il Barisardo che rischia con Daga, palla dentro e fuori il tentativo di Porcheddu. Che occasione che si è mangiato il Carbonia. Questo può essere servito al Barisardo per attaccare dall'altra parte. Mugianu, palla dentro, Bitep, stop, litiga col pallone, ma c'è fallo anche ai danni di Alcaraz. La mette in mezzo, secondo palo, carta di testa a vuoto. Alcaraz, centrale sbaglia, recupera Mugianu che vede la porta libera. Mugianu, arriva il primo gol del Barisardo in casa, 8 minuti di gioco, 1-0 per il Barisardo. Castaldi sulla destra, 1 contro 1, palla all'indietro, Cammarà, guarda, calcia, fuori. Adesso attacca il Barisardo, prende fiducia. Va Porcheddu, primo palo, il tacco e la palla passa, calcio di rigore. Calcio di rigore per il Carbonia, giallo per Sacco. Anzi, chiedo scusa per Petit. Fischia Cozzolino. Va Pitanza che spiazza Daga, pareggiato il Carbonia, 1-1. Quindicesimo minuto del secondo tempo, quando era l'1 contro 1, è bravo anche nel dribbling. Miki Kadi sul destro, si ferma, poi serve Frederick che la mette in mezzo, bassa il colpo e la testa di Bitep. Torna avanti il Barisardo, 2-1, 20 minuti sul cronometro. Uno di Cammarà con Castaldi che non riesce, sì, invece ad arrivare sulla sfera, la mette in mezzo, secondo palo, Miki Kadi anticipato da Cocco e adesso il Barisardo attacca a pieno organico. Cercare Romanazzo, Romanazzo passa senza fallo, va sul fondo, Romanazzo, Pitanza, vuoto, arriva dall'altra parte, Daga, la parata sul tentativo di Dore. Li aspetta Castaldi, palla morbida, Miki Kadi, la rovesciata di Vitele. Mugianu, giganti, Daga, e così seconda vittoria consecutiva del Barisardo che sale a quota 6, primo in classifica, da solo aspettando anche i risultati delle altre partite.